Regolarità a scuola! Si sono presentati davanti al cancello della scuola elementare con fischietti e cartelli. Sono i genitori esasperati di bimbi che ormai da tempo sono costretti a subire le vessazioni di un compagno di classe. Sono quotidiane le aggressioni verbali, ma anche fisiche, calci, pugni e offese. Così le famiglie hanno scelto di tenerli a casa in questi giorni. Parliamo di aggressioni verso i nostri bambini e non solo. E di fronte a tutto questo la reazione della scuola e delle istituzioni in qualche modo c'è stata, ma noi non la riteniamo insufficiente. Noi vogliamo segnalare dei comportamenti di livello di linguaggio pornografico, a livello di comportamenti indisciplinati, quindi mancanza di rispetto delle basilari forme di vita comune, esempio vessazioni in mensa negli ambienti comuni e anche poi all'interno del materiale scolastico dei singoli ragazzi che si vedono poi privati della propria autonomia. E accade che i bambini chiedano di non andare a scuola per paura, perché non si sentono sicuri nel contesto scolastico, e questo credo che sia l'elemento più critico, perché quando si presenta un'insicurezza e percepiscono di non essere protetti e difesi da quelli che dovrebbe essere un ambiente, diciamo, di serenità, di tranquillità, di felicità, e molto spesso le reazioni possono essere le più disparate. Alcuni bambini hanno dovuto anche chiedere il supporto medico, il supporto di psicologi. Una situazione che ha passato ogni limite, ci spiegano. Nel mirino di questo bullo è finito anche un bimbo con fragilità. I genitori l'anno scorso si sono recati anche dai carabinieri ed hanno bussato le porte di ogni istituzione, compresa la scuola, ma per ora non ci sono state risposte, nemmeno di fronte ad una maestra costretta a ricorrere alle cure dei sanitari per un calcio preso da ragazzino. Facciamo un invito alle istituzioni regionali scolastiche di venire qui di persona ad analizzare la situazione. Chiediamo anche al ministro Valditara di intervenire, perché riteniamo che non possa essere ulteriormente accettabile un prolungamento di quelli che sono gli effetti nei confronti dei bambini complessivamente. I genitori del bimbo aggressivo respingono le accuse e ci raccontano: se non dovessero esserci risposte e soluzioni immediate, le famiglie dei bimbi torneranno davanti a scuola, fra le ipotesi quella di spostare i propri figli in altre scuole lontani da quelle violenze e dalla paura.